Ci sono partite per cui l'attenzione viene distolta dall'ordinaria routine per tutta la settimana, partite per cui quando la professoressa spiega a scuola guardi altrove cercando di immaginare già la giocata, l'esultanza da fare con i compagni in vista della partita. Ci sono partite per cui per chi ama questo sport, per chi è un fanatico come noi non riesce a cambiare l'attenzione e il pensiero da questa gara, da ciò che avverrà durante la settimana, sperando che al fine settimana, durante la partita, questi sforzi vengano ripagati, di andare a letto soddisfatti su ciò che sarà l'esito finale. Oggi la partita si chiama Cus Palermo contro Calcio di Ciro, uno snodo per come l'abbiamo presentato di questo campionato, un bivio per come andrà questa stagione di questo campionato, di questa categoria che tanto ci sta divertendo, con una classifica vivissima lì in alto, e quindi speriamo che oggi da entrambe le parti riusciranno ad offrirci un grandissimo spettacolo e che gli sforzi messi in campo durante la settimana vengano ripagati alla grande. Amici dell'ITV, buonasera, benvenuti da Filippo Longi, dal campo comunale Concadoro di Monreale, benvenuti allo spettacolo più grande che il calcio giovanile siciliano possa offrire, benvenuti a Cus Palermo contro Calcio Sicilia, per ambire alla vittoria non solo di questa gara ma anche della stagione. Abbiamo le due corazzate forse più importanti, accompagnate con tanto di menzione d'onore all'Athletic Club. Oggi però la partita si gioca tra queste due che distano soltanto 5 punti uno dall'altra, 44 in classifica per il Calcio di Scilla, mentre Cus Palermo quota 39. Vincere oggi darebbe un grande segnale, un gran messaggio a ciò che sarà il resto del campionato. Siamo già alla 21esima, agli ultimi colpi, allo sprint finale. Il Cus sta trovando un po' di difficoltà in questo girone di ritorno. 7 partite del girone di ritorno, sono 5 le sconfitte, 2 le vittorie. E pensando a ciò che è stata l'andata, con una sola sconfitta maturata contro l'Athletic, sembrerebbe veramente strano guardando il girone andata, come diciamo, mentre il Calcio di Scilla trova esattamente l'opposto. Su 7 giocate del girone di ritorno, 2 sconfitte e 5 vittorie, con un punto in comune, la sconfitta con l'Athletic e con il Calcio Catania per entrambe. È tutto pronto per iniziare, la prima palla sembra essere per la formazione ospite del Calcio di Scilla, che si schiera in campo in maglia rosa, mentre il Cus Palermo, squadra di casa, schiera la prima formazione dei propri 11 in maglia bianca. Parlando inizio partita, sono stati scelti i più pronti alla gara, anche moralmente, dopo ciò che è stato la brutta sconfitta con l'Athletic. Non vogliono correre altri rischi in casa Cus. Ci sono vari cambi di formazione, li impareremo a leggere durante la partita, ma godiamoci questa gara, godiamoci questo spettacolo. Ricordo, sono Filippo Longi, vi terrò compagnia per questi 90 minuti di grande sport qui sui nostri schermi, su TV, la voce del campo. Oggi c'è assoluta necessità di trovare un solo risultato. Occhio bene tanto alla spinta, Mandalà vorrebbe l'imbucata verso Brusca. Ci prova Madonia ad andare da Brusca. La palla viene difesa, accompagnata fuori sull'esterno da parte del difensore in maglia numero 5, Alessio Rezza del Calcio di Scilla. Dicevo, oggi entrambe le squadre hanno soltanto un risultato, perché dietro si corre, lo fanno anche ad alta velocità. Una vittoria del Cus permetterebbe di riaccendere definitivamente la corsa, rientrando a gamba tesa sulla corsa al titolo, al primato, mentre in caso di risultato contrario, con vittoria del Calcio di Sicilia, forse il Cus sarebbe fuori dalla corsa al primo, guarderebbe la posizione per i playoff. Ricordo anche che in contemporanea stanno giocando le gare Athletic Club e New Eagles, che giocano contro le due squadre Foligno di Coda, rispettivamente contro Ribera e Vis Palermo. Concentriamoci però su ciò che sarà questa gara, su ciò che saranno questi due tempi da 45 minuti. Entrando al Comune Lonca di Morale non si può fare altro che avvertire una tensione assurda che si può anche toccare con mano. Pronti a sciogliersi però durante la gara. Madoni accompagna, non può tenerla in campo, è rimessa laterale che sarà per il Calcio di Scilla, che va dentro l'area di rigore, poi la ribattuta, uscita via, l'ultimo tocco è rosa, la rimessa laterale sarà per il Cus Palermo. Incaricato Patti di mettere in gioco una che ha preso sempre più spazio e più fiducia dal suo allenatore. La Rocca qui non trova i compagni, va un po' largo, rimessa laterale per il Calcio di Sicilia. Andala colpisce di testa.
La ribattuta al centrocampo dove la Rocca va da guida, bene alla sponda per inserimento di Randolph, oggi con la 10 sulle spalle, ricordo ragazzo sotto età, ragazzo 2010 in un campionato di 2009. Occhio alla gestione, cercata una palla in avanti da parte di la partita di Maiolini, perdoni, che manda in avanti. Si guadagna questa rimessa laterale per il Calcio Sicilia. Maiolini prova ad andare dentro, la gambe alte nelle di rigore, non c'è fallo secondo l'arbitro. Oggi il designato speciale di questa partita è Marchese della sezione di Palermo, incaricato lui di gestire questa gara che sicuramente avrà una grandissima importanza sul campionato, come già detto. Comunque sarà a ritmi altissimi, Failla qui toglie, ora vorrebbe uscire sulla sinistra di Franco, mentre si rende disponibile Maurizio Brusca, anticipato dall'alto numero 7, anticipato da Giuele Palumbo. La lanciata in avanti, la Rocca vorrebbe andare da guida, l'ultimo tocco è stato del difensore maglia numero 2 Federico Tarantino. Diciamo che in campo stiamo trovando chi ha occupato per più tempo la nostra top 11 di TV pubblicata durante la settimana. Con piacere di incontrare, di vedere questa intensità, un tasso tecnico così elevato, ma non peraltro siamo sull'elite del calcio giovanile siciliano può offrire. Mentre noto con piacere siamo circa 50 spettatori collegati, mando un grande saluto a tutti, un invito anche a supportare questa live con un bel mi piace o un'iscrizione al canale. Un mi piace sarebbe veramente un metodo di supporto diretto, gratuito alla nostra live, al nostro progetto, quindi un mi piacere d'obbligo, ma state tranquilli, ve lo ripeterò durante l'arco di tutta questa partita. Assar allarga tutto verso Madonia, mentre insegue il difensore, Madonia ancora contro Maiolini, il contatto c'è ma risulta tutto regolare, semplice contatto di gioco. Conosciamo il signor Marchese, è un giocatore a cui piace, un arbitro a cui piace lasciar scorrere il gioco, lasciare forse giocare anche su questo tipo di gioco fisico, diciamo un arbitro all'inglese, però in grado di mantenere un'ottima coerenza di giudizio. Arriva un anticipo da parte di Tarantino sull'estremo difensore che forse non ha preso la grande, non ha preso Romano questo anticipo sulla sua presa, rimessa laterale che sarà per il Cus Palermo lungo il lato opposto delle nostre inquadrature. Di Franco ancora, tocca a lui per ultimo, rimessa laterale Calcio Sicilia, siamo al quinto già minuto di questo primo tempo di gara. Ancora partita del tutto in fase di studio, 5 minuti fase di stallo, ancora è presto per affrontare i primi colpi, ma occhio, manteniamo gli occhi attaccati sullo schermo perché potrebbe nascere subito una chance. Eccola qui, la Rocca vorrebbe Madonia, prova a portarla sull'esterno, contenuto dalla buona gestione della difesa rosa, controllo un'ottima lettura da parte di Cordova, accompagna questa palla fuori per permettere il via al fondo in favore del suo estremo difensore romano. Lancio a cercare gli esterni, Patti non lascia passare qui sulla spinta lungo la di sinistra Leandro Maiolini, rimessa laterale che sarà per il Cus. Guida, manca la sponda, prova a dare una mano a Sare, si abbracciano entrambi, la palla resta ancora dalle porte di Cavia che viene messo giù per Randolph Sare, va giù Cavia, uno dei giocatori sicuramente più interessanti di questo campionato, un giocatore di cui sta facendo parlare maggiormente di sé. Cavia oggi chiamato a una gran prova come tutti gli 11 sia del Cus che del Calcio di Sicilia. Sarà calcio di punizione per la squadra ospite intanto. Calcio di punizione del Calcio di Sicilia. Fischia il signor Marchese. Per verticalizzare, ma era stata un po' sterile questa giocata nel cercare i centravanti. Allora, di facile lettura, rimessa laterale, Cordova, vedremo se batterà lui, sì, batterà lui, non Maiolini. Cordova, alla ricerca della giocata lungolina, Patti aspetta questa palla, c'è la Rocca che fa mettere una pezza e passa in mezzo alle gambe dell'avversario, ottima giocata di Domenico La Rocca, Madonia, colpisce Cordova, rimessa laterale per il Cus, pronto a giocare Patti, un altro 2010, un altro ragazzo sotto età in questo 11 iniziale, schierato in campo da Davide Adeola. Patti guida, c'è Sare vicino, qualche tocco è arrivato, guida ancora, continua a lottare, resistere dopo l'urto subito, Madonia.
portò giù da Maiolini. Contatto regolare, rimessa laterale che sarà per ancora il calcio di Cilia. La giocata in avanti, Di Franco mette bene giù, è disponibile, Rocca mette il corpo davanti, trova però un gran recupero qui dando una mano alla salita Corrao, si sviluppa tutto a destra il gioco, dove deve scalare Failla, riesce a chiudere al contrasto, riesce a togliere il pallone tra i piedi, difeso bene da Laimo, qui contrasto vinto però da Failla, rimessa laterale calcio Sicilia. Mentre ci stiamo per addentrare già nei primi 10 minuti di questo scontro. Giocata col tacco di prima, bene, qui sull'inserimento di rigore sulla copertura di Failla. Ora prova a palleggiare il Cus. Di Franco. Non c'è lo spazio per andare da Madonia. Ora prova a lottare ancora la Rocca. La palla arriva a Guida che deve difendere. Un'altra volta la gambe alta. L'arbitro lascia proseguire il gioco senza lasciare andare per il vantaggio. Scoma manda via. Palla allontanata. Spazza via Federico Scoma. Rimessa al laterale per il calcio di Cilia. Fuori misura qui Federico Scoma, il capitano del Cus Palermo. Va Cordova. Lungolina, c'è sicuramente un abbraccio qui tra Patti e il suo avversario in marcatura. Cavia prova a impostare, andare in aria. Scoma arrivata di testa, palla che arriva al limite per il tiro provato da Maiolini. Conclusione che termina alta. Già provato ad inquadrare per la prima volta lo specchio della porta il difensore maglia numero 3, Leandro Maiolini, del calcio di Cilia. Non inquadra lo specchio, questa volta non trova la porta difesa da Messina. Oggi per preso lui il posto tra i pali. Maiolini di testa, anticipa Madonia. Palla ancora difesa, gestita lungo i lati di sinistra, termina fuori, termina in rimessa laterale per il calcio di Cilia. Non riesce a tenere in campo qui Pipitone. Non c'è nessuno che può ricevere, soltanto Cordova che rimanda in avanti alla ricerca di Pipitone. Manda l'anticipato alle spalle, Maiolini la va a prendere, prova a salire in canto del calcio di Cilia con questa serie giocata al limite. C'è fallo, c'è calcio di punizione dal limite. Fallo chiamato da parte del signor Marchese, calcio di punizione in favore del calcio di Cilia. Per un fallo commesso da Di Pipitone. Chance da palla inattiva dal limite, veramente una grandissima occasione questa per provare ad andare in porta col calcio di Cilia che sta cominciando a prendere confidenza col pallone. E siamo al 10° minuto di questo primo tempo e arriva già una grandissima occasione da gol in favore della squadra ospite. E godiamocela appena allora con le nostre inquadrature. Si presenta alla battuta in maglia numero 10 intanto Alessio Corrao. C'è anche Caviglia per occhio, Messina compone la barriera e ne vuole 4. Sono Patti, Mandalà, Asare e La Rocca, i uomini schierati da Messina. Punizione ravvicinatissima. O Caviglia o come ha detto Corrao. Fischia l'arbitro, Caviglia una finta, parte Corrao con il destro, vuole il secondo palo, conclusione termina larga di poco. Fa la barba al palo, come direbbe uno dei grandi del commento sportivo. Corrao, largo di poco, occasione per il calcio di Cilia, il primo squill arriva dai maglia rosa. Rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Non inquadra lo specchio della porta, qui il 10. Il maglia rosa nero. Brusca. Guida controllo errato. La palla ritorna buona per la Rocca che l'alza in avanti verso Sara, anticipato però. Giocata allungata di sinistra dove sta strutturando maggiormente il gioco il calcio di Cilia. Finta di andare sul piede, va sull'altro, imposta il gioco verso il centro, Demone Caviglia. Maiolini Caviglia ora. Difende aggredito dalla Rocca, commette fallo, ha trattenuto Domenico La Rocca, arriva la chiamata da parte del signor Marchese, calcio di punizione che sarà per il calcio di Cilia mentre comincia già ad arrivare qualche protesta dentro il campo sulla chiamata del signor Marchese. Ha trattenuto quel signore qui, Domenico La Rocca. E Cordova lancia in avanti. La palla arriva a Messina. Messina per a sinistra. Trova Maurizio Brusca.
Di Franco, tenta di tornare ancora da Brusca che allunga la gamba, commette fallo. E calcio di punizione chiamato dal direttore di gara per un fallo commesso da Maurizio Brusca. Palla messa in gioco rapida alla ricerca di Cordova, è lui che catalizzerà il gioco su questa dinamica cercando ora il suo centravanti. Pipitone va a sinistra. Tocca Patti, tocca anche Mandalà, allontana via, manda in una rimessa laterale che sarà in favore del calcio di Sicilia. Guardiamo l'aria. Palla cercata proprio lì su quella zona dell'inquadratura. Va giù un uomo, Di Franco accompagna fuori, prova a calciare via Brusca, arriva una deviazione con un braccio, fallo di mano al limite della rete di rigore commesso da un giocatore in maglia rossonera, calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus. Già battuto e messo in gioco. Failla ritorna da Messina, chiamata anche lui l'impostazione con la palla a tre piedi. Patti vuole guida, avviene incontro, difende, la palla viene uscita all'ungulata di sinistra, prova a sfruttare l'ampiezza del Cus ora. Di Franco guarda in avanti dove risponde bene in testa, presente un difensore in maglia rossonero, guida, non può girarsi, schermato in avanti dalla diga. Il maglia rossonero non permette qui la giocata a Valerio Guida. Qui Antonio Cottone. Tenta l'uscita poi dal piede con qualche metro e lancia a cercare i centravanti. Scoma di testa, anticipa e va via. Madonia colpita alle spalle. Sicuramente le braccia di Cordova erano molto lunghe su Madonia. Giudicato regola l'intervento di Cordova. Era l'appoggio di Failla. È sicuro per la presa con le mani di Messina che mette in gioco veloce dalla Rocca. Prolunga bene di prima. Può portare in avanti Brusca. Qui forse il bisticcio sul primo controllo riesce a elaborare dopo. Maurizio Brusca. Scoma. La palla rivolta a sinistra verso la corsa di Patti che è a campo per andare. Patti può correre ancora, sbaglia il tocco però. Arriva poco lucido sulla giocata Giacomo Patti, rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Scarico di testa non permesso. Assare, palla un po' lunga. Ora Failla da dietro, tutto dritto sulla palla. Trattiene forza, la palla rimessa ancora al limite, alle porte del 10. Ci prova a correre a metterla verso la porta. Cerca una giocata che viene deviata. È calcio d'angolo che sarà per il calcio di Sicilia. Calcio d'angolo dalla bandina di destra. Sulla giocata tentata da Corrao. Sarà calcio d'angolo. Noi entriamo dentro l'area di rigore dove ci interessa di più, nella zona più calda di questo match. Quando siamo al primo quarto del primo terzo di questo primo tempo di gioco. Godiamoci appena c'è che saranno i blocchi grazie alla nostra TV Cam, come l'abbiamo chiamata. Verso il primo, palla uscita bene dal Cusocchio che arriva al limite per calciare in porta. Termina largo il tiro, ci ha provato la distanza qui Daniela Laimo, giocatore che ha segnato già all'andata, ricordo 2-1, il risultato, anzi 1-2 per esattezza, il risultato maturato, perdonatemi, all'andata 2-1 per il Cus Palermo, reti trovata da Pupella e da Puccio che oggi scendono entrambi in panchina e gol di Alaimo nel calciocino sul calcio di rigore. Ripartenza, Madonia vuole far correre Brusca, palla lunga, prova ad arrivarci comunque Brusca, termina però fuori in rimessa laterale per i ragazzi in maglia rosa. Prova ad impostare davanti alla propria panchina il calciocino ma non riesce, lo strappo del Cus per andare sui lati, Brusca ora vuole metterla in mezzo a sterza, conclusione, cioè, contrasto finto, guardatemi, da parte del difensore in maglia rosa, riesce a chiudere bene qui Tarantino, poi Assare va giù, l'arbitro assegna un fallo in favore del calcio di Sicilia, calcio di punizione rosa. Qui si chiedono un po' di spiegazioni al signor Marchese, viene giudicato un intervento falloso da parte di Randolfo Assare e calcio di punizione per il calcio Sicilia. Pronto a giocare Romano, siamo 60 collegati, mando un grande saluto a tutti, un invito anche a votare il sondaggio elettorale nei commenti, ma anche un invito da parte vostra a dirmi come vedete questa partita. C'è il box
aperto della chat, io leggo sempre tutto, sapete quanto mi piace interagire con chi ci segue da casa, quindi un commento mi farebbe piacere. Occhio a Calcigile che avanza, serie di contatti, 2 per terra, la palla resta ancora in maglia rosa, con Magliolini che prova ora a prendere l'ampiezza per far schierare anche i suoi compagni in area, traversone lungo, troppo lungo, dove non può arrivare Emanuele Pipitone. Sarà rinvio dal fondo per il Cus Palermo con la gara che si sta scaldando. Rinvio a fondo Cus è battuto corto, al solito, Failla. C'è però qui uno stacco tra l'attacco del centrocampo delle Cus Palermo, arriva una direzione rosa, rimessa laterale Cus. Failla lungolina, brusca anticipato. O Corrao o la Rocca, la meglio di testa a Corrao, Pipitone vorrebbe la sponda, la palla viene allontanata da Federico Scoma. Mentre gestisce ora e mantiene il 7 per andare in avanti. Palla al limite, guida, bene, qui pulisce un pallone non semplice. Patti vuole rendere il pallone a chi gli ha servito, ma rischia di sbagliare. Poi l'altra Magliolini, porta sul destro e calcia ancora. Serie di rimpalli che chiudono la porta a Cus Palermo. Cottone vuole andare a destra, trovata la palla per Corrao, calcio in porta, ma c'è da notare, c'è da sottolineare un atteggiamento difensivo del Cus quando si gravita nelle zone da 3/4 con la palla rosa. Non solo c'era doppio, ma addirittura forse anche 3 uomini sul pallone per evitare lo spazio per il tiro. Questo è come l'ha voluto in campo in Stradella. Occhio, qui guida si tocca dietro. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Assare in palleggio, ritorna da Patti, posizione ottima per mettere un traversone in mezzo, alla ricerca di Brusca anticipato da un ottimo intervento difensivo anticipato da Federico Tarantino. Tarantino ancora, messo giù volo un fallo che non c'è secondo il signor Marchese. Brusca la tiene in campo, prova a farla passare comunque, ma la ritrova così le Calcicilla pronta al lancio per tentare di innescare il contropiede. Colpisce di testa Pipitone, ma c'è Messina che la chiama, ruggisce e la fa sua. Gioca veloce Messina, la vorrebbe Madonia sulla corsa. Patti a cercare Madonia, Cordova l'anticipa secco dietro, Maiolini Cordova, trova il terzo uomo, trova Correa che si libera bene con la palla tra i piedi, prima col sinistro poi col destro, Correao, perfetto nel palleggio, Maiolini, Madonia insegue, ritorna, ringhia, ruggisce alle spalle, il recupero di Giacomo Patti, Randolfo Assare ora, e il Cus che la ritrova ma dura poco il pallone bianco, Emanuele Caviglia, apre a destra su un cross tentato da Laimo, Murato schermato dalle maglie bianche, rimessa al laterale Calcio Sicilia, siamo al 20° di questo primo tempo e 0-0 il risultato in questo grande scontro tra le prime due della classe. Ricordo che in contemporanea stanno giocando anche le dirette contendenti, noi racconteremo anche ciò che accade in nostra contemporanea. Ricordo si gioca New Eagles contro Ribera, mentre mercoledì c'è stato uno spostamento, si giocherà all'Atletica, quindi ho commesso un errore prima di comunicare che si giocherà alle 15, sarà mercoledì, causa posticipo. La palla è per Messina, che cerca il lancio lungo in avanti verso Brusca, tocca di prima, vorrebbe Valerio Guida, che deve correre su questa palla, Guida contro il portiere, ma recupera Cordova, Guida ha cercato un numero che non viene permesso, ottimo intervento da parte di Cordova, un intervento provvidenziale, Guida si era lanciato solo contro il portiere, riesce a fiutare, ormai l'abbiamo imparato bene a conoscere, riesce a fiutare quando c'è un po' di margine d'errore, qui Rezza arriva un po' timido sulla palla, Guida ne approfitta, ma non fa i conti con Cordova. Rimessa Cus. Benny Failla. Assare, sponda perfetta per Brusca e calcio in porta Maurizio Brusca, alto il tiro, alto dalla porta, rimessa da Romano, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Calcio Sicilia. Lanci in avanti. Si infila Sare, tenta l'imboccata verticale verso Brusca, buon recupero da parte di Cottone che ora vorrebbe verticalizzare, ma era forse un po' forzata. Qui Scoma non si fida di Messina, allontana via in una rimessa laterale, quando siamo all'esatta metà di questo primo tempo di gioco. Sullo 0-0 fin qui, reti a parità, reti inviolate.
Scoma la fa volare via. Cottone manca il controllo, la rimessa laterale in favore, non Cottone ma Tarantino, perdonatemi. Federico Tarantino manca il controllo. Rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa laterale calcio Sicilia. Quando a giocare Tarantino. Romano ritorna in porta per poi provare il lancio lungo a cercare Corrao. Failla difende bene la palla, però ritorna ancora dalle parti di Moglini che vorrebbe prendersi il centro del campo, ma trova tre maglie su di lui e chiudere la giocata. Gira palla il calcio di Sicilia ora, si affida alla gestione per provare ora a spingere centralmente, allargare tutto, sventagliando sulla sinistra, dove sale Cordova. Traversone che arriva col mancino, Messina la chiama, esce con i pugni la porta è scoperta, calcio in porta e ha salvato Scoma. Si oppone Federico Scoma da capitano vero a mantenere la parità con la porta sguarnita. Ci pensa Scoma. Calcio d'angolo per il calcio d'angolo rimessa laterale, come dice l'arbitro, sembra essere forse rimessa laterale per il calcio di Sicilia. E così è rimessa con le mani, rimessa laterale per il calcio di Sicilia. La Rocca di Asa si appoggia permettendo la presa con le mani di Messina. Ha rischiato qui il Cus, ma non uscito illeso. Va in avanti Messina sulla testa di Tarantino, rimessa al laterale Cus. Giro palla, si va dietro, si ritorna da Messina. Messina. Giocata corta, ancora palla al portiere. La vorrebbe incontrando Fasare. Occhio, palla incerta. Riesce a strapparla Emanuele Caviglia. Corrao. Gestione rosanero. Portolomo giù, manda là senza fallo commesso su Palumbo. Rimessa con le mani per il Cus Palermo quando mancano 20 minuti alla fine di questo primo tempo, più eventuale recupero quando l'arbitro dovrà ritenere opportuno assegnare minuti extra, ma ancora è lunga la strada per arrivare all'intervallo. Di Franco qui sbaglia sul tocco. Corrao prolunga alle spalle, c'è l'uscita però di Messina che chiama e la fa sua, deve gestire con calma Messina su questo giocato, invece cerca il lancio sui lati. Sicuramente per definizione non rientra la parola calma, finisce a mandarla via, rimessa laterale per il calcio di Sicilia. Si spinge in avanti la squadra rossonero. Allontana via ora Federico Scoma. Vorrebbe arrivarci Madonia. Intanto si sgancia Cordova che di testa prolunga dei lati di Leandro Maiolini. Ora arriva anche Palumbo, eccolo qui, porta con il destro, vorrebbe passare in mezzo a due, Palumbo in qualche modo ce la fa, palla che resta però ancora vagante, contesa nel traffico, la esce il Cus, la ritrova il calcio di Sicilia. Cottone, Caviglia ora, prende una botta, tutto regolo si continua a giocare, quindi Brusca va da guida che sembrava essere oltre, infatti arriva la chiamata dell'arbitro, è corretta la scelta del direttore di gara di fermare il gioco, offside di Valero Guida, resta ancora giù Caviglia, qualche colloquio, qualche discussione tra le maglie rosse e il direttore di gara signor Marchese sul contatto di Suomone Caviglia. Qualche protesta sulla chiamata del fuorigioco, ma è corretta la chiamata dell'arbitro nel fermare per offside. Rezza lascia la battuta a Romano. Lancia lungo Matteo Romano. Di testa Fahilla allontana lungo i lati di sinistra con Brusca che allunga le gambe, proteggendo allunga le braccia sul corpo dell'avversario, proteggendo questo pallone. La rimessa laterale per il Cus. Rezza al limite qui. La palla è buona per il 9. Guida vorrebbe passare, viene chiuso da Cordova.
Contrasto vinto dalle difensori centrale del calcio di Cile a Cordova. La Rocca all'uomo dietro, anche lui in avanti, non deve perderla, rischia qui, va a dare una mano, manda l'asse, ritorna lungo la di sinistra dove scorre ancora il traffico. Assare prova a insistere senza paura la Rocca, allontana via il calcio di Cile davanti la panchina di Mister Vitale. Assale non riesce a tornare qui, Failla di testa allontana, Brusca tiene intanto in campo provando a lottare contro Palumba, la meglio però Maurizio Brusca che verticalizza la guida, sponda errata sull'avversario, si infila, manda la Poro in mezzo a due, passa e vince il rimpallo, manda là, gioca dentro, guida, controlla, tenta il tiro, viene murato, un intervento provvidenziale da parte di Alessio Rezza, dritto sul pallone a fermare la botta già stava per partire sul destro di Valerio Guida. Rezza si lancia sulla palla, evitando che arrivi una botta violenta verso Romano, 0-0 ancora. Entusiasmo Cus ora per portarsi in avanti di posizioni in mezzo al campo. Brusca scalcia, commette fallo e calcio di punizione per il calcio di Cilia. Si rialza ora Tarantino. Dopo il fallo subito da Maurizio Brusca. Andrà a battere Romano. Poco dopo la palla di rigore. Romano forse voleva capire che però è di un'altra opinione, quella nel giocare lungo, ma Romano gioca comunque corto verso Tarantino, che gli rende il pallone di ritorno. Qual è il capitano del calcio di Cilia? Romano Matteo. Romano ancora. Lancia in avanti. Sponda di Pipitone non corretta, risulta buona per Domenico Collarrocca che viene agganciata e portato giù. Fallo commesso dall'attaccante in maglia numero 9 del calcio di Cilia, Emanuele Pipitone. Calcio di punizione per il Cus che batte, Failla vuole andare in avanti. La palla è lunga, profonda verso Madonia. Non c'è nessuno in area ancora. Madonia contro Cordova, contro anche Maiolini, non esce oltre la linea di fondo secondo il signor Marchese, esce ora oltre la linea laterale dopo l'ultimo tocco in rosa che concede quindi la rimessa con le mani per il Cus. Mezz'ora esatta di gara, primo terzo di partita che va. Madonia vuole Guida, palla che arriva sul secondo, non c'è nessuno lì che la poteva schiacciare in rete. 30 minuti 0-0, la palla arriva dalle parti di Romano. Romano. Tiene ancora Romano, nessuno si sgancia a pressare l'estremo difensore. L'imposta corto verso Cordova. Cordova lancia in avanti alla ricerca di un attaccante, si trova ancora un po' di lotta per il pallone. Con Pipitone che va in pressione, Benifailla esce con la palla a tre piedi non tenendola in campo però. Rimessa laterale per il calcio di Cilia. Tarantino ha perso i lati, cross in mezzo che arriva, ha provato a lanciarsi Corrao, riesce a strappare una deviazione, un calcio d'angolo ancora e calcio d'angolo per il calcio di Cilia, corner che sarà battuto dalla bandierina di destra. Noi adesso entriamo ancora dentro l'area di rigore, godiamoci appieno ciò che accade in questi duelli. A battere va Emanuele Caviglia. Caviglia cercando il secondo, che la palla era diretta verso Ressa, è riuscita a sporcare qui Scoma. È rimessa che sarà per il calcio Sicilia. Maiolini guarda l'aria, vola una deviazione. La palla è buona però per Randall Passare che lancia ora cercando Guida che deve fare il reparto offensivo solo in mezzo a tre. Non può riuscire qui. Assare tocca, indirizza sulla spinta di Madonia che campa ancora per spingere. Viene rimontato però. Serie di rimpalli che favorisce ancora Madonia che va giù. Contatto falloso su Madonia, ce lo siamo persi. Arriva il primo giallo. Giallo rivolto per Maiolini sul duello sulla fascia di sinistra. Giallo per Maiolini, calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo. Il primo giallo che arriva dalla partita, la prima ammonizione. Qui forse ce lo siamo persa sull'inquadratura. E calcio di punizione per il Cus Palermo.
Eh sì, ce lo siamo persi, non abbiamo visto nell'inquadratura. Ammonito Leandro Maiolini. Da battere Domenico La Rocca. Con 2 uomini in barriera richiesti da Romano. La Rocca. Col destro vuole andare in mezzo, gran palla servita, la sale va giù, Failla non trova lo specchio della porta. E rinvio dal fondo, richiedevano una spinta ai danni di Asare, i ragazzi di casa. Che sì, è stato toccato, è andato giù. Per l'arbitro, semplice contatto di gioco. Nulla per assegnare un calcio di rigore. Failla poi sul secondo palo, non trova lo specchio. Romano ora. All'uscita. Ora il calciere versarsi davanti. Oh, che ha preso una dura botta. Si sono scontrati. Qui deve fermare il gioco l'arbitro. Intanto assegna un calcio di punizione per il calcio di Cilia. Si è fatto male Pipitone e resta per terra sullo scontro con Failla. Cosa indica l'arbitro? Sta per rialzarsi ora Pipitone. Da qui riusciamo a vedere perfettamente. Va giù anche Benny Failla intanto. Mentre si è rialzato, lo vediamo qui sulla sinistra Pipitone. Failla ritorna giù. Mentre si scalda già Cottone in panchina per il Cus. Tanto il cronometro segna 35. Failla resta ancora giù. Si sta scaldando Angelo Cottone. Vediamo se per via precauzionale o no. Fatto sta che l'arbitro ha segnato un calcio di punizione per il calcio di Cile perché prima di interrompere il gioco ha alzato il braccio in direzione del campo del Cus. Soffia un gran vento qui al comune Leoncato di Monreale, per veramente una bella giornata soleggiata, la cornice ideale per permettere una gara di questo calibro. Il gioco resta ancora fermo, Failla è giù. In questo attimo di pausa, in attesa che si riprenda Benny Failla, vi invito io a supportare attivamente questa diretta, a lasciare un mi piace, un'iscrizione al nostro canale, un mi piace sarebbe veramente la forma più grande di supporto e per chi guarda la replica da casa, YouTube ha introdotto delle nuove funzioni, è segnare dei punti hype su questa partita e quindi per chi guarda la replica, per chi la guarda in differita, a gara terminata, invito anche ad assegnare punti hype così da poter anche scalare le tendenze e permettere a più persone di guardare questa live sarebbe veramente un assist. Quindi un like, un commento in questa attimo di pausa, anche un commento sarebbe gradito, vorrei sapere anche la vostra per come state vedendo la partita da casa, un pronostico su ciò che sarà il resto di questo big match, di questo scontro di cartello. Interagiamo il più possibile. Resta ancora giù Benny Failla, ancora non può rialzarsi.
Si rialza bene Failla, fasciato sulla testa, adesso potrà proseguire la sua gara. Quelle macchie rosse non fanno ben sperare, quelle macchie rosse sulla maglia. Sembra esserci un doppio cambio. Intanto un cambio sicuro è nel calcio di Ciglia. Dentro in maglia numero 15, in maglia rosa-nero, Sergio Gambino. Al posto di Pipitone. E quindi fuori il protagonista dello scontro in casa calcio di Ciglia. Vedremo se Failla continuerà la sua partita, io non penso, infatti non è pronto l'altro numero 15. Fuori Failla, fuori Pipitone, dopo lo scontro testa a testa, dentro Corrao e dentro Gambino. Percus e calcio di Ciglia, dentro entrambi i 15, non ce la fanno a proseguire la partita, quindi primo cambio obbligato da entrambe le parti, primo cambio per squadra, possiamo tornare in partita. 60 euro come sono? Augurandoci che non sia nulla di grave, che si riprendono presto i ragazzi. Palla messa dentro con la Rocca che allontana in calcio d'angolo, e calcio d'angolo per il Calcio Sicilia. Calcio d'angolo, calcio di Ciglia. Sempre dalla bandina di destra. Guida comanda le marcature, arriva Correo con la mezzaluna sul primo palo, la palla rivolta verso il 2 del calcio di Ciglia che la mette in rete, ha segnato Tarantino, sblocca la partita su sviluppo da palla inattiva al 40esimo, il calcio di Ciglia si porta in avanti, ha segnato Tarantino, Caviglia serve l'assist e Tarantino imbuca alla perfezione in rete. Gol che vale lo 0-1, il Cus è sotto dopo 40 minuti, l'ha sbloccata il 2, l'ha sbloccata Tarantino con tutta la panchina di calcio che entra in campo per esultare con il proprio compagno. 0-1 calcio di Ciglia. Si blocca ora la partita. Dopo 40 minuti arriva la prima firma sul match, la porta Federico Tarantino. 1-0. 0-1, cambiamo il risultato. È sotto il Cus dopo 40 minuti, ancora forse un po' stordito dallo scontro del suo difensore in questo momento, sul maggiore stato di forma, sullo sviluppo successivo alla ripresa del gioco. Trova il gol dello svantaggio, Cus Palermo 0, calcio di Ciglia 1, ci pensa Tarantino con l'incornata a indirizzare questa partita verso una direzione che sembra essere ora pesante per il Cus, perché corre ancora Maiolini. Ricordo l'unica moneta di questa partita, va a largo, rinvio dal fondo, rinvio al portiere alle parti di Messina. Rinvio al portiere Cus Palermo. Cottone. Prima palla toccata dal suo ingresso in campo al posto di Benny Failla. Guida. Non c'è nessuno che accompagna lì. Un po' demoralizzato sembra essere il Cus dopo l'uscita dal campo di Failla e dopo il gol subito. Deve reggere mentalmente che il calcio di Ciglia non aspetta. Ora viaggia, surfa sulle onde dell'entusiasmo. Rimessa al laterale Cus Palermo. È arrivato il primo gol di questa partita. La Rocca. Lo scarico è servito. Patti cross deviato, Guida se la vuole andare a prendere, Valerio Guida, calcio in porta, colpisce in pieno Rezza e calcio d'angolo, si presentano alla bandierina pure il Cus, cerca una risposta, prova uno squillo dopo il gol subito. Tocca per ultimo Rezza sul tiro di Guida. Sarà calcio d'angolo per il Cus Palermo. A battere va Madonia. Madonia vuole andare in mezzo, palla uscita, ci ha provato Brusca, non trova lo specchio della porta in caduta, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il calcio di Ciglia, deve sfruttare questi sviluppi da palla inattiva. Si vede quanta confusione si crea. Rinvio al portiere, resta giù pure l'appena entrato Gambino, si rialza ora. Rinvio al fondo. Può riprendere il gioco. Caviglia vuole un numero, riesce a completarlo, giocata
fantastica di Caviglia che va a servire poi il suo numero 11. Palumbo prova, la palla ritorna da Corrao. Tiro in posta a destra. Ringhia Mandala, porta l'avversario giusto verso un tocco con il braccio, si continua a giocare ancora. Mandala lascia dietro. Di Franco lascia sul posto pure l'avversario, si gioca a lungolino. Ora Maurizio Brusca prova anche ad accendersi il tasso tecnico in mezzo al campo dopo le ultime giocate. Di Franco alla ricerca di Asare, sgambettato da dietro, fallo e calcio di punizione per il CUS. Fallo su Randolph Asare. Calcio di punizione già battuto e Scoma che vorrebbe Madonia. Alaimo accompagna in un calcio d'angolo CUS Palermo e occhio agli sviluppi. Calcio d'angolo CUS a battere il solito Matteo Madonia. Quando siamo a 90 secondi al 45esimo, più recupero che mi aspetto sia abbondante. Chiama le marcature Romano. Madonia è pronto ad andare in mezzo. Va profondo, deve uscire Romano con la palla che rimbalza fuori all'area di rigore. Mette bene giù ora. L'esterno attacco mai numero 11 Daniele Alaimo che allontana via con una rimessa laterale ed è in favore del CUS. 1 più recupero al termine di questo primo tempo. Patti. Madonia gestisce, torna dietro, il lancio di parte rivolto in avanti con la palla ribattuta via da Rezza alla ricerca del numero 15 Gambino, anticipato da Scoma e si ritorna in porta. C'è qualche leggera protesta del calcio di Ciglia su questa deviazione che ha permesso la presa con le mani. Scoma ha semplicemente effettuato l'anticipo, non si può parlare di volontarietà sull'appoggio al portiere. Rezza rimanda in avanti, Scoma di testa ribatte, va via, ma lo fa dalle parti di Palumbo che va a cercare Alaimo, sponda di prima, perfetta per il 10, Corrao. A sinistra corre Maiolini, l'unico ammonito di questa partita fin qui, Leandro Maiolini, portalo sull'esterno, l'ultimo a toccare sembra essere stato Patti, l'arbitro conferma e assegna quindi un calcio d'angolo per il Calcio Sicilia. 5 di recupero, assegna l'arbitro, si giocherà fino al 50esimo in questo primo tempo di gioco che ha visto l'interruzione per la verifica delle condizioni di Failla e di Pipitone che hanno lasciato il campo entrambi. Giocata corta sullo schema, Cavia scambia, Corrao vuole il traversone, a tagliare dentro, colpo di tacco Messina. A neutralizzare il gol della domenica tentato da Gambino. Grande schema da calcio piazzato. Mancava solo il gol. Messina attento lì, non si è lasciato sorprendere al colpo di tacco tentato dal 15 appena entrato in campo al posto di Pipitone. Patti può correre, far correre anche il suo compagno, cercando Madonia contro Cordova. L'ultimo tocco è stato di Madonia, rimessa laterale per il Calcio di Ciglia. Patti allunga troppo le braccia su Gambino, secondo l'arbitro, mentre va via il primo minuto di recupero di questo primo tempo. Fallo commesso da Patti su Gambino. È rimessa laterale che sarà per il Calcio Sicilia. Occhio che lascia spazio a sinistra il CUS. Mandala segue Maiolini. Si gioca ora un qualche istante in attesa. Esce Messina, la chiama la va sua. Allontana a sinistra, non trova Brusca, ma l'intervento di Tarantino, il giocatore che decide il gol fin qui è il risultato. Ancora Tarantino. Mandala. Ribatte, non c'è nessuno sulla seconda palla in maglia bianca, solo maglia rosa. Cercato ora Alaimo. Brusca di testa. Prova a colpire ancora, però stravince questo duello fisico e duello aereo. Cottone che poi allunga troppo le braccia sul corpo di Brusca, che è bravo a cercare il contatto a trovarlo. Calcio di punizione per il CUS Palermo, ha commesso fallo Cottone. Palleggio e giro palla nel retrovia del CUS. Messina. Cottone. Patti la fa passare bene in mezzo, due palla verso Madonia che vorrebbe accendere sulla corsa. Cordova lo contiene, Madonia prova a lottare, resiste ancora. Madonia numero
L'ultima deviazione è rosa, è rimessa laterale già giocata dall'11 Madonia. Di Franco vuole entrare dentro il gioco del Cus. Spazza via Cordova. Rimessa Cus Palermo. Rimessa laterale per il Cus. Sta cercando di crescere in questo finale. Il Cus Palermo batte l'Andrangelo Cottone. La Rocca. Domenico La Rocca ancora. Alaimo là dietro disturba lunga la gamba, non c'è fallo, occhio all'incertezza, la palla è per Guida che nel rigore gestisce. Provando una sponda, o Madonia o Brusca, nessuno dei due arriva a toccare qui. Mandala, mette il corpo davanti, ma quasi scarica verso Gambino che trova la sponda. Corrao va in avanti per il contropiede del calcio di Sicilia. Palla servita dentro, Scoma di testa lontana, Cottone lascia scorrere, a rimediare ci pensa Patti che la fa volare via. Cordova. Due volte di testa, tiene in campo e tiene anche sulla gestione calcio Sicilia. Quando siamo negli ultimi 90 secondi di questo primo tempo, sullo 0-1, sul gol deciso da Tarantino. Brusca contro Rezza, riesce a chiudere Rezza, allungare il gambone, il 5 del calcio Sicilia. Gambino difende con il petto, appoggia bene la boa verso il 10. Palumbo ora. La palla è uscita, oltre la linea laterale. Sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. Ultimo minuto di questo primo tempo. E poi sarà intervallo. Messina cerca Patti, viene incontro Madonia, c'è ancora Patti, lui si gira benissimo, arriva un contatto, il giallo no, calcio di punizione per il Cus Palermo, fallo su Madonia. Il fallo l'ha commesso Maiolini che era già ammonito, io penso. Gelo per Maiolini, già il gelo di sopra è già ammonito, penso che non sia arrivato il cartellino proprio per questo fattore. Romano sicuro sull'uscita, occhio a Guida che provava a insidiare. Qualche secondo alla fine, l'arbitro già pone il fischietto alla bocca, dopo il rinvio si andrà negli spogliatoi. Mette giù Romano. Dopo il lancio. Può bastare così, fischia due volte l'arbitro, manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-1 per il calcio di Sicilia, Cus Palermo 0. Calcio di Sicilia 1, decide il gol trovato da Tarantino su assist di Cavia, su uno sviluppo da calcio d'angolo dalla bandierina di destra. Io vi ringrazio per questi 50 minuti di attenzione. Durante l'intervallo vi invito a restare sintonizzati sulla nostra live per riprendere in maniera puntuale l'inizio del secondo tempo. Invito anche a lasciare un mi piace ancora una volta a questa diretta. Siamo circa 60 collegati. Un mi piace l'uno sarebbe veramente un grandissimo regalo nei miei confronti, nei confronti del mio progetto. Ci sentiamo tra poco, non appena inizierà la seconda versione di gara tra Cus Palermo e Calcio Sicilia.
Pronti per riprendere, ricominciato, ci siamo lasciati qualche minuto fa. È 0-1 il risultato in favore delle Calcio di Sicilia sulla firma decisiva fin qui da parte di Tarantino che l'ha sbloccata intorno al 40esimo. Pronta a riprendere questo risultato in questo momento. Possiamo leggere la classifica che vede il Calcio di Sicilia sempre in vetta alla classifica più 8 dal CUS in attesa del risultato dell'Athletic contro la Vis, ma un risultato da andare a leggere, il 4-0 della New Eagles contro il Ribera in questo momento aggancia alle spalle il CUS, entrambi a quota 39. Dobbiamo aspettare per altri 45 minuti per fare i conti definitivi, perché è ricominciata la seconda metà di questa grandissima partita sbloccata dal guizzo, dall'intuito di Tarantino nell'anticipare ai difensori, un gol che però potrebbe essere anche caratterizzato dall'episodio successo qualche istante prima sull'infortunio sia di Failla che di Pipitone. Che ne parliamo dopo però, perché la palla è di rigore e riesce a toglierla via Federico Scoma. Palumbo gestisce, prova a rientrare, Di Franco porta sull'esterno, la palla viene rivolta verso Gambino per il giocatore subentrato al posto di Pipitone. E qui trova il numero, gran palleggio a Calcio di Sicilia. Palumbo scarico dietro, Caviglia vuole inventare, Caviglia per tutto, la palla è rivolta sui lati, Maddoni in testa colpisce, c'era fuori gioco però, fuori gioco su Magliolini che resta in campo, Magliolini. L'unico ammonito ha rischiato un po' su un fallo commesso su Madonia. Dicevamo, Failla e Pipitone su uno scontro testa e testa hanno lasciato il campo. Benny Failla a me si è aperto la testa, mentre Pipitone ha un gran bernoccolo, ma fa fatica a ricordare ciò che è successo sull'avvenuto. Entrambi stanno facendo verificare sulle strutture mediche. Auguriamo nulla di grave sicuramente ai ragazzi, un presto rientro in campo, il presto possibile già dal prossimo allenamento. Cavia contro Brusca, prova a uscire, la palla è rimessa, vai rimessa laterale per il CUS, un po' di confusione su quest'ultima dinamica. Guida invita al suo capitano a mettere ordine sugli 11 del CUS che restano invariati al netto del cambio al 40esimo di Failla per Cottone. Di Cottone per Failla. Brusca prova ad andare, viene chiuso da un altro intervento ottimo di Rezza, grandissima prova dalla difesa del Calcio di Sicilia. Corrao prova ad inventare la palla buona per Mandala che può spingere ancora. Mandala corre, va in avanti, bucando verso Guida, gran palla, lo segue Cordova, lo strattona alle spalle, tampona ma senza fallo. Il recupero del Calcio di Sicilia è perfetto. Si gioca per il vantaggio. Mandala indirizza da Messina, c'è ancora per terra Tarantino, si rialza ora. Si rialzò la Tarantino, il giocatore che ha deciso questo risultato. Fallo su Madonia, calcio di punizione per il CUS. Calcio di punizione il CUS Palermo. Gioca corto, gioca dietro. Sulla gestione e l'impostazione delle parti di Messina. Si sta scaldando Balzano. Balzano e Puccio si scaldano nel CUS. Due volti prettamente offensivi. Tarantino la fa volare via. Rimessa laterale per il CUS Palermo. Va a giocare con le mani di Franco alla ricerca di Randolph Asare. Fallo su Asare, fallo su Randolph Asare, il terzo dei ragazzi sotto età di questo gruppo, di questi 11 in campo. Sono Cottone, Patti e Randolph Asare, i ragazzi classe 2010 in questa formazione, in questa rosa, in questa formazione schierata da mister Davide Adeola. Mentre nel calcio di Sicilia tutti 2009. Semplice dato, semplice analisi dei giocatori. A battere andrà la Rocca, da lì può anche pensare andare in porta. Infatti noi guardiamo un po' la porta, un po' l'area di rigore. Parte la Rocca.
Destro a cercare l'ora, arriva il colpo di testa, il gol di testa, arriva la rete del Cus Palermo, ha segnato Cottone, appena entrato in campo, riesce a mettere in rete l'incornata vincente di Angelo Cottone, poi la festa è tutto sulla panchina, è tutta con la Villadeola, il Cus ha ragguantato il pareggio, la partita torna clamorosamente in discussione, torna per come tutto è iniziato 49 minuti fa. Cus Palermo 1, Calcio Sicilia 1, un colpo di testa di un difensore, risponde un altro, arriva la risposta di Cottone sulla firma di Tarantino, la partita torna clamorosamente in pareggio 1-1, la Rocca serve l'assist per l'incornata vincente di Angelo Cottone. Un altro 8 a servire l'assist, poco fa era Caviglia che aveva servito l'assist, maglia numero 8 per Tarantino, questa volta la Rocca e maglia numero 8 a servire l'assist per il suo centrale, maglia numero 15 Angelo Cottone, altro break, altro strappo, Asare in bucala, l'idea è buona, non riesce a girare e a trovare il taglio sull'esterno di Valerio Guide, 1-1 al 50° minuto di questo secondo tempo. È partita forte il Cus, partita per provare a ribaltarla. Alaimo va alla ricerca di Gambino, non arriva a tenerla in campo, la rimessa laterale per il Cus. 1-1. Entra e incide Angelo Cottone. Madonia. Tocca e sporca Caviglia. Cordova va alla ricerca del terzo uomo trovando Leandro Maiolini. Lo va a prendere forte. In cui Patti la palla passa e filtra comunque. Qualcosa che va dentro. Gambino ti sposta. La riesce ad arpionare a Laimo servendo lo scarico e l'appoggio. Palla ancora all'11. Laimo prepara il destro. Murato da Federico Scoma. E altra chance. Laimo ripulisce, rimette ordine. Tarantino vorrebbe scappare sui lati con Brusca che attende. Bene Brusca, dritto sulla palla, contrasto vincente e preciso sul pallone. Guida e Repo di sotto, in gioco Rezza. Valero Guida, rientra, a destra, Guida. Guida la tiene troppo, non si libera del pallone qui Valerio Guida. E ora permette forse un'altra ripartenza, un altro capovolgimento di fronte. È il Calcio che spinge sui lati. Con Mandala che aspetta, Laimo non trovato, trova la testa di Federico Scoma e Gambino che protegge questo calcio d'angolo per il Calcio di Sicilia. Ritorna dalla bandierina pure il Calcio di Sicilia, lo fa da quella di sinistra. Caviglia passa, volando a rimorchio, Corrao, fermato, preso fortissimo dal difensore Federico Scoma, il capitano che resta giù, Guida serve lo scarico e Patti vorrebbe ripartire, Scoma richiede interruzione del gioco, si è fatto male per terra Federico Scoma. Caviglia in offside, fuori gioco di Caviglia, Scoma resta per terra, non è Scoma? È La Rocca, è Domenico La Rocca, il numero 8, l'ho confuso con il 6, è Domenico La Rocca che resta per terra, non Federico Scoma. Dopo lo scontro duro con l'avversario resta ancora giù. Richiesto intervento ora in campo del preparatore atletico Davide Dalia. Si è fatto male la Rocca. Si rialzano Domenico La Rocca. Si riprenderà dalla segnalazione di fuorigioco su Emanuele Caviglia. Torniamo in linea, perdonate, stavo inserendo il risultato su tutto campo. Rieccoci. Rieccoci qui. Lancio lungo. Cottone di testa. Assare gestisce all'uomo dietro attaccato, vorrebbe girarsi con tante maglie rosa che non glielo permettono, quindi scarico intelligente verso Domenico La Rocca che ha rimediato dalla botta subita. La Rocca apre lunghi lati trovando Patti, ora Madonia. La Rocca controllo incerto ma la esce benissimo, Madonia manca la giocata, ora occhio perché vuole ripartire il Calcio di Sicilia cercando l'inserimento di Caviglia che mette giù intanto e poi rivolge la palla verso Corrao, i due leader tecnici di questa squadra. Caviglia e Corrao non si trovano questa volta, viene richiesto un altro pallone rimesso dalla laterale per il Calcio Sicilia.
Allontana Patti. Palla messa forte in mezzo, manda là. E poi Cottone a farla volare via. Sta spingendo il calcio di Cile. Rezza. Tarantino. Rimanda Cottone. In avanti, gamba altissima di Corrao. L'arbitro lascia proseguire il gioco. Gamba altissima, la testa della testa. Rimanda là. Si continua a giocare. Patti. Rimessa laterale. Siamo al 10° della ripresa. 55 segna il cronometro. Guida. Non c'è nessuno a occupare quella zona. Tarantino allontana via. Occhio qui, arriva Le Gambino. C'è Scoma che protegge. Aiutandosi con Cottone e con Messina. Eccolo qui Messina. A cercare ancora Federico Scoma. Patti prova a girarsi. Una giocata un po' forzata in quella zona molto ristretta. Rimessa laterale per il calcio di Cile non trovato. Scoma manda via. Rezza di testa, ribatte in avanti. O Cavillo manda là. Tocca, non le Caviglia. Trovando per ora Cottone che prova a pulire. Brusca, non arriva. Tocco incerto di Cottone. Tanta confusione in questa fase di gara. Palumbo, Caviglia, Cottone e gioca benissimo il calcio di Cile ora. Gambino difende. Alle spalle però c'è Federico Scoma. Randor Fasare deve mettere calma. Sono tutti dietro, quindi ora può anche attendere, cercando una verticale assoluta verso Guida. Non condivido forse questa scelta di Randor Fasare. C'era soltanto Guida oltre la metà campo, per il resto tutti a attendere. Palumbo contro Di Franco. Alaimo, perdonatemi, continua a confondere un po'. Alaimo cerca Romano, Guida in aggressione, manda via Romano. Caviglia in qualche modo prolunga verso il suo compagno. Palumbo e poi Corrao, messo giù da Scoma, c'è fallo. Calcio di punizione per il calcio di Cile. Senza giallo per Federico Scoma. Senza giallo per Scoma. Calcio di punizione rosanero. Vediamo chi va a battere. Ci pensa Corrao, ma corto c'è anche Caviglia. Disponibile forse per una giocata pure corta. Occhio sottovalutare i sviluppi da palla inattiva del calcio di Cile. Infatti Corrao da Caviglia. Tentando lo strappo. Che non viene però letto alla grande. Comunque attuato alla grande. Rimessa laterale calcio di Cile ora. La palla è per Rezza. Si prova ad andare sui lati. Rimessa laterale ancora rosa-nero. Scoma in testa colpisce e manda via. Ci prova ad andare al volo Cottone. Deve farla volare dall'area di rigore e manda là. Siamo sull'incertezza assoluta. È 1-1 il risultato quando siamo al 12° di questa ripresa. La partita ancora è lunghissima. 33 al 90°. Lancia lungo il Romano. Alla ricerca di Franco. Sembra aver toccato la lima. È così. Rimessa laterale. Cambio nella formazione ospite. Vediamo chi sta per entrare dentro la Vardera, maglia numero 17 nel calcio di Cile. Fuori Rezza. Fuori Rezza, dentro la Vardera. Con Palumbo che va a larga a sinistra, la Vardera si schiera dietro. Franco, l'anticipo di Caviglia funziona. Il test si appoggia benissimo il 15 Gambino. Mandalà intanto la va a prendere, trovando la soluzione più corta e disponibile. Ad Angelo Cottone che allontana via. Più calcio di Cile che Cussa in questi ultimi 5 di gara. Guida, scarico corto. Asare non riesce a toccare bene per andare da Di Franco che ci crede, però a servire la corsa di Maurizio Brusca, ma si infila pure Madonia. Contro la Vardera appena entrato, protegge l'uscita del pallone qui la Vardera. Di Franco. Scoma, ottimo l'anticipo. Mandano non legge benissimo questa palla, risulta buona per Corrao che apre tutto a sinistra. Dove può correre, deve correre Palumbo. Atteso da Giacomo Patti però, ed era doppio di Mandalà. Chiuso qui, bene qui. Patti e Mandalà, corre Mandalà, rincorre Palumbo, Madonia. Controllo incerto.
Maiolini può battere questa rimessa laterale, o concedere l'accordo, vediamo cosa dice l'arbitro. E vediamo cosa scelgono i ragazzi, se battere Leandro Maiolini o Cordova, andrà proprio il 3 con la rimessa laterale. Deviazione bianca, rimessa rossa ancora. Qualche metro avanti, sotto gli occhi di Mister Vitale. Se la viene a prendere Corrao, prova ad aggredirlo, manda là. Corrao ancora, gioca in mezzo, la palla è per Tarantino che può anche guardare la porta ma non più. Calcio da fuori. Prova a guardarla comunque, nonostante l'aggressione di Brusca. Il tiro è largo e rinvio al fondo. 60esimo, primo quarto d'ora del secondo tempo che arriva. Rinvio dal fondo. Mezz'ora alla fine, ultimo terzo di questa partita. 1-1. Decidono Tarantino e Cottone fin qui, la firma dei difensori. Tarantino a vuoto, guida ora. Guida, ha bisogno di soluzioni. Deve forzarlo un po' a andare in mezzo. Non c'era nessuno dietro, nessuno in aria. Deve fare chiarezza in mezzo al campo il Cus. Invia al portiere calcio di Sicilia. Con Romano che lascia la battuta dalle Vardera. Romano Lavardera, si invertono ancora i due. Lavardera cercando Mandalà, trova soltanto Corrao. Caviglia si destreggia e lancia, prova a far girare il pallone con i giri perfetti come sa far lui verso Laimo, che non legge perfettamente, forse anche complice la posizione di partenza. La rimessa data lei per il Cus. Brusca o Tarantino, nessuno sulla seconda palla, buona per Caviglia, Alaimo e ora il palleggio rivolto verso Tarantino che gioca dalle Lavardera. Occhio, giocata incerta, Cottone riesce a tenerla tra i piedi. Mentre gestisce ancora il calcio per scalfire la difesa delle Cusse che porta 10 uomini dietro. Alaimo su Di Franco. Prende un colpo brusco, si gioca per il vantaggio. Asare vorrebbe l'imbucata, la Vardera non si lascia superare con questo tocco morbido di Randolph Asare. Ora va sui lati di sinistra da Gambino trovando Patti. Gambino ritorna da Cordova. Solo Guido oltre la metà campo. Mentre Cottone non può essere servito, si va proprio dalle parti del capitano Romano. La Vardera. È quello che imposta. La Vardera. Cercando Tarantino, rientra la solita giocata e la palla arriva dalle parti di Gambino. Messo giù da Scoma. Fallo commesso da Federico Scoma. È bravo a trovare il contatto qui Gambino. A regolare un calcio di punizione per il calcio di Sicilia. Da lì può partire una buona giocata. Occhio ragazzi, occhio qua lava. Occhio, che scappa, occhio. Va solo Caviglia a candidarsi alla battuta. Mentre sta per arrivare il momento di Balzano. Forse Guida non ce la fa più. Chiede gli ultimi sforzi. Vedremo se uscirà lui. Caviglia dentro, non arriva nessuno su questa palla. Palla che taglia tutta l'area di rigore. Primo termine il rinvio al fondo. Spavento corso dalle Cus Palermo. C'è cambio ora. È il momento di Balzano. Vedremo se uscirà Guida. Infatti confermato, non ce la fa più Guida. Fuori Valero Guida. Dentro Balzano. Dentro Andrea Balzano al posto di Guida. Forze fresche in attacco. È il terzo capocannoniere di questa squadra. 5 gol per lui. Si ritorna all'invio al fondo. Scom Messina. Occhio all'uscita rischiosa, finisce a perdere il pallone Gambino, gli rimbalza di sopra, Messina deve arrivare. E c'è un fallo di mano forse di Gambino. Calcio di punizione per il Cus all'entrata dell'area di rigore. Scoma Sare. Scoma
Apre tutto dalle parti di Madonia, mette bene giù, ma c'è Maiolini che riglia. Patti la va a strappare per correre sulla fascia destra sotto gli occhi della propria panchina. Patti ancora. Può metterla dentro. C'è Balzano che si coordina per la rovesciata. Primo squillo di Balzano. C'è la presa sicura di Romano. Anche lui a cercare il gol della domenica. Recupera bene la Rocca. 2 su di lui. Passa e si infila Domenico La Rocca. Con la sua solita gestione. Scoma. Balzano sponda verso Sare. La palla è buona per la Vardera che pulisce questo pallone nell'aiuto di Cottone. Imboccata di Palumbo. Alla ricerca del 10, alla ricerca di Corrao contro Cottone. L'ultima deviazione è stata di Angelo Cottone. La rimessa laterale per il calcio di Cilia. Rimessa lunga. L'ha colpita La Rocca. Cottone difende, non vede arrivare Mandala che vince quest'altro break. Ripartenza estiva dalle parti di Brusca. Deve crederci Maurizio Brusca, non riesce a tenerla in campo il 7, non riesce a esprimere ancora il suo gioco. Ma la battaglia si sta giocando in mezzo al campo, si sta giocando nel centrocampo delle due squadre. Gli attaccanti poco coinvolti. Mandala, vorrebbe Madonia, la palla sembra essere buona per la corsa di Mattia Madonia, leggermente lunga, Romano arriva in presa sicura, fa buona guardia lì. Cottone contro Gambino, duello tra 15, va giù Gambino, la rimessa laterale per il Cus Palermo. Asare o Cordova, si infila Balzano, puntando la Vardera sulla velocità. Balzano si autolancia, la palla però termina oltre la linea di fondo, rinvio dal portiere per il calcio di Cilia dalle parti del capitano Romano. Gioca Matteo che c'è bene. Solito giocata, la Vardera lascia la palla a Romano che gliela riconsegna. La Vardera non tocca Laimo, Gambino portato giù da Scoma. La Tarantino lascia che la palla termini fuori, una rimessa laterale. Un punto serve a poco entrambe le squadre. Serve poco al CUS, serve poco al calcio di Cilia perché permetterebbe all'Athletic di prendere campo. Rimessa laterale CUS. Balzano vorrebbe La Rocca, questo pallone riesce ad essere accontentato. La Rocca di Franco, un po' incerto nell'arrivare da Balzano, sta da prendere Brusca, ha messo giù, arriva pure un giallo. Fallo commesso da di Brusca, il giallo è rivolto forse per Corrao. O per Corrao per Cavia, vedremo se potrò confermare tra poco una volta che arriverà in differita, vi svelo un segreto, sotto rimesso un iPad con la diretta che scorre, con qualche 30 secondi di ritardo per poter rivedere qualcosa. Andiamo per chi è il giallo, dovrebbe essere per Corrao. Sì. Giallo per Corrao. Il secondo minuto di questa partita, il secondo del calcio di Cilia. Maiolini e Corrao. Calcio di punizione per il Cus Palermo, andrà a battere Balzano, uno che ha questi colpi nel suo repertorio. Fischia l'arbitro. Balzano col destro, calcio altissimo, non rispetta le aspettative qui Alzano, alto, oltre la struttura, arriva al fondo. Quando siamo nella seconda metà di questo secondo tempo di gioco, sull'1-1, sulle firme trovate da Tarantino e da Cottone, entrambi su sviluppo da palla inattiva, entrambi su colpo di testa. Rinvio dal fondo. La Vardera si affida ancora al suo capitano Romano. Vuole sviluppare il gioco a sinistra.
Maiolini. Leandro Maiolini ancora. Si destreggia davanti agli occhi della propria panchina. Poi se la porta fuori, ha rimesso tale per il Cus. Caviglia riconquista, altro buon recupero, diamolo Caviglia. Che salta il primo e pure il secondo. Caviglia si accende, prova a scappare. Caviglia mette dentro. Quando si accende Caviglia sono guai. Uno dei migliori giocatori di questo campionato. Occhio a Balzano che può credere. Tarantino a voto, Balzano insiste. Tarantino teneva a voto, Balzano, c'è pure Brusca. Calcia Balzano, colpisce la Vardera, altra chance. Prova a rielaborare la giocata del Cus Palermo. Brusca presa forte, a palla lontana. Fallo come sta la Vardera, giallo per lui. Giallo per Alessandro Lavardera. Ammonito il centrale di difesa appena entrato nel calcio di Cilia. Giallo per Alessandro Lavardera per aver commesso un fallo su Maurizio Brusca. Mentre resta ancora a terra Tarantino. Grande occasione per il Cus. Oggi Tarantino. Mentre stava per togliersi la febbre e mettere la maglia da gara pure Ricky Gallie. E c'è pronto un cambio nel calcio Sicilia. Pronto a entrare in maglia numero 18 San Filippo. Ora se la vista non mi inganna è il 18. Vedremo di ufficializzarlo tra qualche istante. Già viene accennata la volontà del cambio, se è così. Dentro San Filippo in maglia numero 18 nel calcio di Sicilia. Finisce la partita di Caviglia. A sorpresa posso dire la mia. Fuori Caviglia, dentro San Filippo. 71-19 alla fine. A battere va la Rocca. Fischia l'arbitro. Parte la Rocca a cercare la porta. Romano deve allontanare via in una rimessa al laterale. Così, rimessa al laterale. La Rocca a sfidare il Romano. Ci mette le manone il capitano del calcio di Cilia. Sergio. Rimessa lunga. A Sare non arriva. Serie di azioni che favorisce il calcio di Cilia nel spazzarla via da quella zona troppo pericolosa. Patti. Verso Alaimo, Di Franca aspetta e temporeggia, mentre ritorna Maurizio Brusca. Brusca contro Alaimo, sgambettato, fallo e giallo sembra essere inevitabile. L'incrocio di gambe sicuramente fortuito che ferma Alaimo sulla corsa mentre comandava la ripartenza. Giallo pure per Brusca, arriva il primo cartellino nel Cus Palermo. Giallo per Brusca. Sono incrociati le gambe, i due. Corretta la munizione dell'arbitro. A battere andrà Corrao, il 10. Dentro che blocchieri dentro l'area di rigore. 73 segna il cronometro, 17 al 90esimo. Due in barriera sono Di Franco e Brusca. Corrao prova ad andare in mezzo, la palla arriva dalle parti di Maiolini che non tiene, ora prova a tenerla buona ancora il calcio di Cilia, verso Alaimo. La palla dentro, Gambino va giù, non c'è fallo su di lui, allontana via poi Brusca. La Vardera guarda l'aria, Mandala, ribatte ancora in avanti, salta in alto benissimo Tarantino. Asare, trattenuto da San Filippo, colpisce basta andando a Fasare. Cordova, ancora palla contesa, prova a tenerla Corrao, la palla rimbalza, Balzano cerca di accendersi sulla corsa verso Tarantino, accompagnato all'uscita
Balzano da Tarantina, rimessa laterale e per il calcio di Cilia. C'è cambio nel CUS. Fuori Madonia, dentro Ricky Gallì. E forse anche un doppio cambio nel calcio di Cilia, vediamo. Fuori Madonia, dentro Gallì. Questo è il cambio, 16 minuti a disposizione, più recupero. Dentro anche il magno numero 21, pronto a entrare Gaio. Dentro anche Gaio al posto di Alaimo, sembra essere questo, sì. Fuori Alaimo, dentro Gaio nel calcio di Cilia. Sarà rimessa tale per il rosanero. Vedremo anche l'assetto tattico. Fin qui sembra essere evidente che Brusco abbia cambiato lato, con Gallì che va a sinistra. Sappiamo un giocatore molto utile, buono in attacco, buono a centrocampo, fase di impostazione ma anche in fase di aggressione. San Filippo lotta su questo pallone, mentre Gambino vuole girarsi al compagno fuori. Questa palla Federico Scoma, rimessa per il calcio di Cilia. Quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di gara, mancano 15 più recupero alla fine. Corravo vorrebbe girarsi, non glielo permette Scoma. Tarantino, palla imperfetta, Cottone ci prova, manda la disturba, Corrao di testa, gira dentro, ricerca di Gambino, Cottone la mette nella sua porta, non si intendono lì, errore di comunicazione tra i due, il calcio di Cilia torna sopra, Corrao la mette in mezzo e Cottone e Messina non riescono a trovarsi. 1-2, il calcio di Cilia torna sopra, Cottone sbaglia la porta, sbaglia il tempo d'uscita, CUS Palermo 1, calcio di Cilia 2, tornano sopra ragazzi in maglia rosanera, ora torna Piotto al CUS Palermo. Se parliamo di classifica live, CUS Palermo 1, calcio di Cilia 2, clamoroso errore sull'intervento sul pallone qui, mentre riscalda pure Pitucco. 2-1 calcio di Cilia. E sopra ora il calcio di Cilia, deve puntare al tutto per tutto il CUS. Se vuole chiedere ancora alla lotta al primato, 14 più recupero alla fine, 2-1 calcio di Cilia. Gioca bene Romano, poco alla fine. Finale al cardiopalma, tutto da seguire. Romano cambia sui lati, in questo momento è l'esatto risultato ma all'opposto dell'andata. Patti può gestire ancora il 21 appena entrato in campo. Finisce per perdersela, la palla che resta lì, appena entrato in campo del calcio di Cilia che si porta la palla sul destro per calciare, la serie di azioni che permette a Di Franco di farla volare via. Cordova, Patti non legge bene il rimbalzo, continua a spingere ancora sulla fascia di sinistra il calcio di Cilia. Gambino fermato, Patti per Cordova, fa fatica ad andare in avanti il CUS, è pronto ad entrare pure Puccio per CUS Palermo. Appoggio servito, San Filippo disponibile, prima però c'è Di Franco, quindi Ricky Gallì la prima corsa della sua partita. Gallì si sovrappone a Di Franco, servito lui. Di Franco mette in mezzo, nessuno nel primo, soltanto 2 giocatori in area del CUS Palermo. Non riesce a prenderla, rimessa CUS. Balzano Di Franco, Balzano Gallì, perdonatemi che era oltre. Fuori gioco di Riccardo Gallì. Fuori gioco. Tra battere il Romano o Romano la Vardera, vediamo. Chiaramente il tempo scorre e giocano col cronometro i ragazzi del calcio di Cilia, come è normale che sia in queste situazioni. Va lungo Romano. Scoma va in avanti alla ricerca di Asare che non viene però trovato, qui c'è solo la Vardera. Mandala, raddoppiato e fermato da Gaio e Corrao. Finta e Cordova torna dietro, bene qui elegante sulla giocata, sull'impostazione con l'aiuto di Alessandro Lavardera che va dal suo capitano, Romano. Gira Gaio, la palla è buona per Gambino, si guarda intorno ancora, Gambino tenta l'imbucata centrale, Scoma di testa lontana, palla che resta lì, pronto un tiro, Gambino ci prova, deviazione, Messina blocca questa palla tra le sue braccia, sale Gallì, sale a destra pure Brusca.
Si va a cercare Gallì che è fresco appena entrato. Gallì punta, c'è San Filippo su di lui. Poi la giocata in mezzo di Franco, cerca di accentrarsi, chiuso, lì c'è campo per andare, prova ad andare proprio lì, calcio di Scilla, Gallì si portano a terra. Di Franco nella confusione totale. Anche lui giù, non c'è fallo, tutto regolare. Corrao sul contropiede. Va a sinistra, palla per Gaglio che prova il tiro. Scoma ribatte, c'è la buona il 7. Palumbo, semplice per Messina che sta presa sul primo. Blocca scherma, chiude la porta. L'estremo difensore del Cus, stiamo per entrare negli ultimi 10. Partita al cardiopalma, soprattutto nel finale. Col Cus che ora insegue il calcio di Scilla che è sopra di 1, ma sopra di 8 in classifica. Assare. Gallì controlla e mette giù. Ancora Gallì, proposta di mezzo a 2. C'è ostruzionismo di gioco secondo l'arbitro. Chiamata del signor Marchese. E calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Batta veloce il Cus. Gallì. Deve essere con un braccio. Non c'è niente secondo l'arbitro. Non c'è niente secondo il direttore di gara. Il braccio era largo, se posso dire la mia, mantengo. Poi ne parliamo. Scoma. La terra ancora si lotta. L'esce col tacco Federico Scoma. Forse fatto male Scoma. Qualche crampo. Crampo per Federico Scoma. L'ha giudicata come braccio attaccato al corpo l'arbitro. Questo è stato il suo primo giudizio. Io vedo molto al limite questa scelta, molto rischiosa. Dentro Pitucca e Puccio. E dentro anche in maglia numero 16 nel calcio di Sicilia. Gelloia. Fuori Assare, dentro Pitucco. E fuori Di Franco, dentro Puccio nel Cus. Mentre esce correre entra Gelloia nel calcio di Sicilia. La Rocca. Vittorio da Mandala, 82 segna il cronometro. La palla è per Patti. Alla ricerca di Balzano, colpo di testa, la palla ritorna buona per il 18. Con San Filippo che verticalizza per Gaglio. In avanti ancora il Calciucilla che prova ad andare sui lati per allontanare la zona di traffico, la zona di pericolo anche. San Filippo, rimpallo che favorisce la gestione di Sergio Gambino. Traversone in mezzo, Messina se la va a prendere scavalcando Patti che stavolta non vuole mezze misure come sul gol subito. Brusca vuole accelerare, supera Gambino, bene Maurizio Brusca. A cercare Pitucco, la sponda errata, la ritrova il calcio di Sicilia. Cottone in avanti, la Rocca. Puccio, vorremmo un po' di palleggio in mezzo al campo. Puccio tocca per ultimo forse? Invece no. È rimessa Cus Palermo. Ulteriore rosa. Ulteriore rosa-nero, quindi rimessa bianca. 7 più recupero alla fine. Difende Roberto Pitucco. Non può girarsi lì, ci prova comunque. L'ultima deviazione è stata del calcio di Sicilia e la rimessa laterale per il Cus. Puccio viene incontro. Ritornando alla chiglia la servita. Poi va a scappare, ora Brusca, palla dentro, deviata. Cottone contro Puccio, commette fallo Puccio, scalcio su Cottone, fallo commesso dalle 20 del Cus Palermo, calcio di punizione per il calcio di Sicilia. A battere va Romano, senza fretta di rimettere in gioco.
Salta in alto Benepatti, palla però rivolta sulla di sinistra, mentre prova ancora a spingere il calcio di Cilia. Palla dentro, Gambino la girata, Scoma. Ancora a fare l'ottima guardia lì dietro. Da fuori ci prova anche San Filippo, largo il suo tiro, non trova lo specchio difeso da Messina, che ora intanto mette subito giù, vuole velocizzare la rimessa in gioco dei suoi. Cottone. Pitucco, sponda col petto perfetta, Puccio va a servirla ancora, palla un po' lunga, la Vardera si sgancia, preciso, perfetto sul pallone, rimessa laterale Cus Palermo. Puccio. Esce il Romano, blocca e va giù il Romano. Mentre conta il signor Marchese. Mette giù e lancia. Scoma verso Gallì. Puccio prova a giocare, colpisce Tarantino, la rimessa laterale per il Cus, che ci crede in questo finale per provare a rimetterla in parità. 85 sul cronometro, 2-1 calcio di Cilia, fallo su Puccio, calcio di punizione Cus Palermo, calcio di punizione Cus Palermo, fallo commesso di Cristian Puccio. Fallo su Puccio e calcio di punizione, va a battere proprio lui, Cristian Puccio. Due in barriera richiesti da Romano. Può pensare anche di andare in porta qui. Da quella posizione è arrivato l'assist per il gol di Cottone. Puccio va morbido sul primo, non riesce però a trovare i compagni. E ora Patti che è l'ultimo uomo. La rimette profonda dentro, troppo sul Romano, che non ha dubbi sulla presa e poi va giù. '86. È completamente libero Gaio. Lo aspetta lì Cottone. Da un Cottone all'altro. 3-0, Fermato Gambino. Oggi è una prestazione di alto livello della difesa del Cus. Poi i gol subiti sono forse un po' a parte. Uno subito da palla inattiva e l'altro un autorrete. Ha poco da accusare le colpe ai suoi mister Adeola, cosa che non è solito fare sicuramente. San Filippo sbraccia con un po' di malizia, anche mettendo il braccio sul volto di La Rocca. Calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. La Rocca che resta ancora dolorante al volto sulla botta subita dal 21 Gaio. Il calcio di Cile. Va a battere La Rocca che è l'ultimo uomo, solo Messina dietro di lui. La Rocca troppo profondo, non può né insidiare la difesa né Romano. Rinvio dal portiere, con Pitucco che va addirittura a sistemare il pallone sul rinvio dal portiere. E mi sa che qui il giallo è inevitabile, con Romano che fa il giro di tutta la porta. Giallo per Romano, un altro ammonito. Ammonito il capitano del calcio di Cilia. Si giocherà dopo il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione per il calcio di Cilia che va a lungo. Romano allontana, Domenico La Rocca. Balzano con il petto l'alza, la Vardera di testa la allontana via con La Rocca che si accende ancora contro Gaio. Gallì ancora deve tenerla, c'è Puccio sui lati, sembra essere lui rivolto sul pallone, infatti questa è la giocata. Ma sbaglia nel torneo da Gallì. Se la va a riprendere Cristian Puccio. Cottone sull'esterno. Tarantino, autore del gol che l'ha sbloccato questa partita, manda fuori, non vuole rischiare, rimessa laterale per il Cus. 2 minuti al 90esimo, 2 più recupero alla fine. Andrà a giocare addirittura Domenico La Rocca con le mani, anzi non la lasciava a Federico Scoma. 90 secondi al 90esimo. 2-1 calcio di Cilia. Decide fin qui l'autore sfortunata di Cottone. Dopo il giocatore che l'aveva rimessa in parità. Messina. C'è Scoma.
Vuole sfruttare la freschezza sui lati di sinistra il Cus. E invece cambia tutto Scoma. La Vardera di testa lontana. Gaio mette bene giù con il tacco per Menta. Sale in cattedra Gaio per cercare così la ripartenza del suo compagno numero 7 Giloia. In buca dentro, Gambino era oltre. Fuori gioco di Gambino. Fuori gioco di Gambino. Al limite, molto al limite questa divisione, non l'ho vista con chiarezza. Fuori gioco di Gambino sull'asse di Giloia. Andiamo rivedendolo. Rivedendola sì, sembrava essere oltre. Rimessa Cus. La Rocca. 4 di recupero comunica l'arbitro. Giocare fino al 94esimo. La Vardera lontana. È entrato con grande attenzione al posto di Rezza. La Rocca. Vuole il dribbling. San Filippo lo contiene. Rivolgendo il pallone sulla fascia di sinistra. Ricky Galli. Palla difficile all'arrivo, ma arriva comunque Puccio. Può calciare da fuori Puccio. La manda alta. L'ha mandata alta Cristian Puccio. Rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per il calcio di Cilia. Giocherà fino al 94esimo come detto. Non mi piace d'obbligo questa diretta ora. Quattro. Lancio lungo Romano. Non va San Filippo, la Rocca sì. Manda via Tarantino, in avanti, il giocatore che l'ha sbloccata questa partita. Dalle parti della sua panchina, rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa laterale Cus. Un qualche invito a prestare maggiore attenzione in questi scambi di due, forse è arrivato pure un giallo. Un giallo per un membro della panchina che non so dirvi ora. Cordova sull'esterno, la palla non resta in campo, ha rimesso laterale per il Cus, mentre siamo entrati negli ultimi 3. C'è spazio in campo pure per Marano in questo finale, sembra essere così. Fuori patti dentro il maglia numero 16, Cristian Marano, un altro 2010 in campo nell'Ecus. Fuori patti dentro Marano. E fuori Scoma per dare spazio in campo al giocatore in maglia numero 18. Marco Pupella, uno dei giocatori entrato a segno nella gara d'andata. Dentro Pupella e Marano in questo finale. Questi 2:30 finali. Marano va a lungo. Salta in alto Cottone. Rimanda via la Vardera. Occhio al controllo tentato dal calcio di Scillera che passa sul lato di sinistra sulla ripartenza di Gaio che va in avanti facendo correre Gambino. Gambino rincorso alle spalle, c'è dentro tutto libero il compagno. Prova a servirlo, non arriva sulla gestione semplice ma può rimediare e rielaborare Geloia. Scaricando da San Filippo, torna Puccio, la palla del 18. Ha toccato per ultimo San Filippo, rimessa laterale per il Cus che lancia in avanti. Galli. Ora Brusca, corre Maurizio Brusca, vuole un altro lancio, troppi giocatori del calcio Scilla per scalfire la difesa rosa con questo lancio. Tarantino in tuffo, allontana e manda via Puccio. C'è corto Galli, si lancia dentro Puccio, Ricky Galli, contromovimento, serie di finte, col destro vuole andare al limite dove la fa volare via Cottone in avanti, coinvolgendo addirittura Messina. Stiamo per entrare nell'ultimo di recupero, calcio Scilla che potrebbe far fuori una contendente dalla corsa al titolo. Mandala, c'è Marano, rasoterra va dentro, non da Brusca ma su un'ottima lettura ancora del solito Alessandro Lavardera. Cercato una corsa, Mandala riesce a recuperare Gambino, si ritorna proprio dalle parti di Mandala. Lavardera di testa colpisce e manda fuori, rimessa laterale. Marano Pitucco non trovato. Mandala colpito sul volto, colpito Gaio. Occhio, qui c'è lo strappo. Prova a correre Gambino contro Cottone. Gambino contro il portiere che aspetta. Calcio ma va largo. Deve velocizzare Messina. È l'ultima palla di questa partita. Rinvio dal fondo per il Cus. Messina mette in gioco veloce. È l'ultima occasione.
Altra palla persa, Giloia per mettere la firma, la chiusura finale no, Cottone ribatte, ultimi 10 secondi per terminare questi 4 di recupero. Cus Palermo 1, calcio di Scilla 2, fischia 3 volte l'arbitro, il calcio di Scilla trionfa in casa del Cus Palermo, ribaltando il risultato dell'andata 2-1 per i ragazzi maglia rosanera. Una partita in cui hanno deciso gli episodi, il colpo di Tarantino e quella serie di rimpalli che hanno favorito la squadra che oggi trova la vittoria, che sembra ormai aver eliminato dalla corsa al titolo forse una contendente. Cus Palermo 1, calcio di Scilla 2, il calcio di Scilla dà un fortissimo segnale al campionato, vuole prendersi questo titolo e a contenderlo forse ci va l'Athletic Club Palermo, c'è qualche discussione più o meno accesa. Può bastare così per questo pomeriggio di grande calcio sui nostri schermi. Ringrazio tutti i 70 spettatori collegati con Costanza. Vorrei anche ringraziare chi ci ha seguito tutta la partita. Mando un abbraccio, un saluto a chi ha seguito in differita la gara. Invito a lasciare hype a questa diretta. C'è ancora qualcosa che non va. Alla prossima, grazie sempre.